Si lavora senza sosta e a ritmo sostenuto nell'area di Ronco a Cortina, dove sta nascendo la Eugenio Monti 2, la pista da bob per le Olimpiadi invernali 2026. CIO, Fondazione Milano Cortina e Simico hanno fatto il punto sullo stato attuale dei lavori e dell'avanzamento percentuale in termini assoluti. Nello specifico si è trattato delle installazioni, dei collaudi parziali e complessivi dei diversi impianti, con una attenzione specifica al sistema di refrigerazione e del piano di messa in servizio. Siamo allineati con il cronoprogramma e proseguiremo con una notevole accelerazione nei prossimi mesi, ha annotato il commissario di Simico Fabio Saldini, che guarda alla preomologazione fissata per marzo 2025. Soddisfatte le federazioni internazionali che hanno apprezzato la qualità del lavoro svolto nella parte già completata ed è stata valutata positivamente l'organizzazione del cantiere. Parallelamente procede il lavoro sull'accessibilità universale dell'inclusione per i Giochi olimpici e paralimpici. A Cortina sono state presentate le linee guida, un impegno etico e di civiltà, a meno di 500 giorni dalla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Linee guida che vanno al di là delle norme che servono per poter avere quell'attenzione necessaria verso le persone con disabilità o persone con esigenze di accessibilità. Nello specifico, a Verona saranno realizzate 4 strade di accesso dalla stazione a Piazza Bra e sarà resa accessibile l'arena, prima struttura interamente fruibile a tutti. A Cortina interventi allo Stadio del Ghiaccio. Ha commentato ancora il commissario di Simico Saldini: portiamo avanti un nuovo paradigma progettuale a tutela di tutti e questa è una delle più preziose eredità dei Giochi 2026.